Coroncina. Delle ultime 7 parole pronunciate da Gesù sulla croce. Con preghiere. Per le anime del purgatorio. Nel nome del Padre e del Figlio. E dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di dolore. Mio Dio. Mi pento. E mi dolgo. Con tutto il cuore. Dei miei peccati. Perché peccando ho meritato i tuoi castighi. E molto più. Perché ho offeso te. Infinitamente buono. E degno di essere amato. Sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più. E di fuggire alle occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Prima parola. Padre, perdonali. Perché non sanno quello che fanno. Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che nel dolore della crocifissione invochi la misericordia del Padre per i tuoi nemici, abbrevia la sofferenza alle anime del purgatorio e accoglile tutte in paradiso. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Seconda parola. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che sulla croce hai accolto il pentimento di un uomo colpevole e ne hai condotto l'anima in paradiso, apri le porte del tuo regno a tutte le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Terza parola. Gesù disse alla madre: Donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco la tua madre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che sulla croce hai sofferto, anche nel vedere il dolore di Maria, tua madre, e che dalla croce le hai donato parole di sostegno e di speranza, per intercessione della Vergine addolorata, concedi a tutte le anime del purgatorio il perdono per ogni atto di orgoglio, l'eterno riposo. Dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Quarta parola. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu che in croce hai conosciuto la prova del silenzio del Padre, non tenere lontano dal tuo cuore le anime del purgatorio. Ammettile a godere la luce del tuo volto, l'eterno riposo. Dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Quinta parola. Ho sete. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che sulla croce hai sopportato con pazienza il tormento della sette, per la salvezza delle anime, abbi pietà della sofferenza di coloro che si trovano in purgatorio, porta in cielo tutte le loro anime. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo. Dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Sesta parola. Tutto è compiuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che dalla croce hai dato al mondo l'annuncio della compiuta redenzione, fa che quanti attendono in purgatorio di entrare nel tuo regno possano godere al più presto dei frutti della tua salvezza, l'eterno riposo. Dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Settima parola. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella intentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Signore, che sulla croce ti sei abbandonato con fiducia nelle mani del Padre, ti affidiamo le anime del purgatorio supplicando di condurle presto in paradiso, l'eterno riposo. Dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Anima Christi. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortammi. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te, dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.